Il circuito praticamente da sotto il secchiaio c'erano delle spine dove era collegato il frigorifero, dove era collegata le lavastoviglie e il forno. E partito da lì tutto quanto ha preso fuoco, la cucina intera, da buttare via tutto, da buttare via tutto. Sono le 7 di mattina quando scoppia l'incendio in questa piccola palazzina di via Malacarne, zona Anconetta, Vicenza. Nell'appartamento al primo piano, in cucina, a quell'ora c'è la proprietaria, un anziano 85enne. Sono momenti di paura per la donna, ma l'odore acre del fumo e le sue grida attirano l'attenzione dei vicini di Pianerottolo che, senza pensarci 2 minuti, accorrono in suo aiuto e mettono in salvo l'anziana scossa. A casa mia non si è fatta niente. Ringraziando Dio, anche ringraziando i vicini qua, non si è- siamo cavata, dai. Sono stati bravissimi loro che hanno soccorsa e tutto. Sul posto arrivano i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autobotte e l'autoscale. 9 operatori entrano nell'appartamento invaso dal fumo, dotati di autorespiratori, e domano le fiamme che nel frattempo hanno bruciato i pensili in cucina, causando danni da fumo a tutto l'appartamento. Tutti i condomini evacuati per sicurezza possono rientrare negli appartamenti e subito scatta la gara di solidarietà per far tornare a casa il prima possibile l'85enne. La zia sta bene, per fortuna è un po' scossa perché logicamente è anche una certa età, però dai, tutti insieme facciamo. Tutti le vogliono bene, tutti quanti, guarda qua intorno, dai vicini, di sopra, di fianco, tutti angeli. Guarda, le dico la verità che li ringrazio col cuore in mano, guarda, è anche commossa.